A tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati all'appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo in larga parte alla questione Monte Paschi di Siena, sulla scorta della presenza stamani del segretario della Lega Salvini presso la sede del Monte dei Paschi di Siena, insieme al responsabile economico e candidato presidente della Regione Toscana Claudio Borghi Aquilini. Una vicenda, quella del Monte dei Paschi di Siena, che lo abbiamo notato tutti, senz'altro coloro che si occupano dell'attualità e dell'informazione o leggono i giornali o guardano i TG, è scomparsa praticamente dai radar dell'informazione e che però ha a che fare con numeri che sono i numeri di una vicenda bancaria che ha dell'incredibile, che ci possono riportare, anzi superano ampiamente i numeri totali della Banca Romana, lo scandalo del 1893, di fine dell'altro secolo ancora, che è preso un po' a termine di paragone di tutte le vicende bancario-politiche che non tornano. Sul caso Monte Paschi Siena i numeri sono ancora più imponenti e colossali. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA molto rapidamente ci riporta alla notizia che abbiamo già dato prima, mantiene in apertura l'ANSA questo titolo: migrante muore su un gommone e lo scafista getta il corpo agli squali. La Polizia di Stato di Ragusa ha fermato il presunto scafista dello sbarco di migranti di ieri a Pozzallo. All'uomo è contestato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche la morte derivante da altro reato di un migrante deceduto durante la traversata dopo aver esalato vapori di benzina. La salma, hanno riferito testimoni, è stata gettata in mare. Il corpo è stato dilaniato da squali che seguivano il gommone. Il problema immigrazione va risolto alla radice stabilizzando la Libia, ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. È un po' poco che una superpotenza economica come l'Unione Europea spenda 3 milioni al mese, ha aggiunto Gentiloni, ribadendo che vanno colpite le organizzazioni che fanno questo traffico, stabilizzando la Libia. Il ministro degli esteri ha anche detto che finora non ci sono informazioni di intelligence di possibili rischi terrorismo legati all'arrivo dei barconi di immigrati. Lo stesso ministro che aveva detto il contrario, salvo poi smentirsi, ma è inutile adesso stare a sottolineare le assurdità e le ipocrisie, per usare eufemismi, degli rappresentanti del governo e dello stesso Gentiloni, perché limitarsi a dire che bisogna stabilizzare la Libia, risolvere il problema alla radice, in un contesto nel quale ci sono i prefetti pronti a sequestrare caserme o abitazioni o altre strutture, perché si deve a tutti i costi dare asilo a persone che ormai, lo scrive anche il Corriere, tranquillamente sono portate qui attraverso organizzazioni terroristico-mafiose e lo Stato islamico in Libia non è una presenza secondaria. Limitarsi a dire che l'Europa fa un po' poco e che il problema va risolto alla radice non so quanto possa essere commentabile, per cui non lo commentiamo. E andiamo sulla questione del Monte dei Paschi, perché tanto avremo modo già da domani, per la verità, anche di tornare su questa questione dei traffici di migranti, ma intanto il Monte dei Paschi di Siena, dicevamo, senz'altro potrebbe ambire a diventare l'operazione, o meglio, il caso bancario più eclatante sotto il profilo anche semplicemente quantitativo. Poi c'è un profilo politico chiarissimo, evidente, lo racconta la storia, non c'è bisogno di dirlo, che però è stato anche questo ampiamente trascurato dai radar dell'informazione, cioè il legame consustanziale, stessa roba, stessa sostanza, con quello che è il Partito Democratico, il vecchio PC e le sue trasformazioni, con una quota non di secondo piano per l'ala democristiana, diciamo così, della sinistra, o meglio, per la sinistra DC, quella che poi è diventata la Margherita, da cui è promanato anche il Presidente del Consiglio Renzi. In ogni caso, ci sono tanti miliardi e c'è qualche milione. Per esempio, nella categoria del qualche milione di euro rientrano anche i versamenti fatti al partito, naturalmente democratico, da parte dei vertici e dai vertici in giù della stessa banca, il Monte dei Paschi di Siena, perché nel corpus delle indagini, che poi è andato evaporando per quanto riguarda la sostanza miliardaria, e si è tentato di addebitare a 4 mariuoli, per quanto di vertice, da Mussari, l'ex presidente della fondazione della banca in giù, 4 malversazioni milionarie, miliardi sono evaporati, i milioni qualcuno sono rimasti. Tra i milioni, che c'erano fin dall'inizio peraltro, c'erano anche quelli versati dai vertici della banca al Partito Democratico. 246.000 euro è stata la cifra resa pubblica, per il resto chi lo sa, che il presidente della banca, Giuseppe Mussari, avvocato calabrese,
che diventa esperto di banca e finanza in virtù della fedeltà al partito. 246.000 euro sono i soldi che Mussari, ma è una parte dei soldi, quella resa pubblica appunto, che Mussari versa al Partito Democratico. Il vicepresidente della banca Ernesto Rabizzi 125.000, Saverio Carpinelli, presidente della società Monte dei Paschi di Siena Capital Service 176.000 nello specifico alla Federazione Partito Democratico di Siena. Riccardo Margheriti, presidente del Monte Paschi di Siena Banca Verde, 132.890 euro con la destinazione specifica a investimenti nel settore green economy, a fronte dei quali nessuna fattura emessa viene riscontrata. Alessandro Piazzi, consigliere della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 161.400 euro, cifre che appunto circolano a un certo momento già dall'anno scorso sui giornali, risultano incassate ma non immesse nel bilancio del PD. Risulta anche agli atti a un certo punto che il presidente del Monte dei Paschi di Siena abbia provveduto a far avere al gruppo politico allora Democratici di Sinistra, DS, nell'arco di 10 anni dal 99 al 2009, la cifra complessiva di 682.000 euro, e anche quella cifra, riportavano gli organi di informazione già un anno e mezzo per la verità, non risultava iscritta in bilancio né in uscita presso la banca né in entrata presso il gruppo dei Democratici di Sinistra. Il presidente della fondazione bancaria risultò aver versato personalmente la cifra di 703.000 euro alla Fondazione del Partito Democratico, alla Federazione del Partito Democratico di Siena, e altri 23 fra, all'epoca dell'inizio delle inchieste un anno e mezzo fa, manager o ex manager del Monte dei Paschi di Siena, risultavano aver versato negli anni la bellezza di più di 2 milioni di euro al Partito Democratico. Un sistema di finanziamento che è anche codificato, perché l'articolo 28 del regolamento finanziario del coordinamento territoriale di Siena del Partito Democratico recita testualmente: gli eletti e o nominati presso enti pubblici e gli incaricati e designati presso altri soggetti pubblici o privati, ai sensi dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale del partito, hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito, versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, con i criteri e nella misura di cui ai successivi articoli. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento finanziario territoriale è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica o designazione da parte del Partito Democratico e comporta l'applicazione del successivo articolo 37, eccetera. Ai sensi e in applicazione del regolamento per il tesseramento, in osservanza del presente regolamento, è giusta causa per la sospensione del rilascio dell'adesione il non aver adempiuto agli obblighi di contribuzione al partito stabiliti in questo regolamento. Per tutti gli eletti e o nominati, dice l'articolo 28 del regolamento finanziario del coordinamento territoriale di Siena del Partito Democratico, tutti gli eletti e o nominati presso enti pubblici o incaricati e designati presso soggetti pubblici o privati devono versare al partito, hanno il dovere di contribuire. Posti di lavoro, stipendi, competenza o non competenza, e in cambio finanziamenti e donazioni nelle casse del partito, se no sei incandidabile e indesignabile. Questo era uno degli aspetti del cosiddetto sistema Siena. Sistema Siena che però a livello di banca ha fatto girare cifre da capogiro che non giustificano la totale scomparsa della vicenda Montepaschi Siena appunto dai radar della cosiddetta informazione. Tra le varie cifre, quella più stramba, diciamo così, stramba perché è scomparsa, è apparsa e scomparsa, sono 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro non sono proprio la mancia della domenica, sono una cifra corposa, concessa in questo caso dalla Banca d'Italia al Monte dei Paschi di Siena a fine 2011, perché la banca stava ormai esaurendo tutta la liquidità e non aveva più strumenti per continuare a chiedere fondi alla Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea, Draghi, governatore di Banca Italia, quando cominciano a emergere le crepe all'interno del Monte dei Paschi di Siena. Sarà un caso. La notizia la diede all'epoca, stiamo parlando di un annetto e mezzo fa,
il Wall Street Journal, che parlava di 2 miliardi di euro concessi da Banca d'Italia a Montepaschi appunto perché la banca stava annaspando. Nessuno però ne era stato informato. Perché erano stati concessi in segreto? Per timori che si potesse creare panico sui mercati, scriveva il Wall Street Journal. Secondo la normativa vigente non c'è l'obbligo di comunicare queste operazioni, che sono previste per tutte le banche dell'Eurosistema, al mercato. L'ennesima operazione sospetta era quella che avrebbe dovuto anche interessare la magistratura, visto che trattavasi di Banca d'Italia. E peraltro, se vogliamo fare un piccolo riassunto dei numeri che sono circolati all'interno della vicenda Monte dei Paschi, capiamo subito di che ordine di grandezza stiamo parlando. L'operazione di acquisto di Banca Antonveneta svetta naturalmente, oltre all'altro capitolo, quello per cui i 4 mariuoli sono stati messi un attimo in prima fila e poi peraltro neanche più di tanto, perché il processo ha avuto una rilevanza mediatica pari a 0, come quello per il sistema Sesto San Giovanni, Tangenti, Penati, braccio destro di Bersani e via dicendo. Anche quello è un processo che ha avuto rilevanza mediatica non 0, ma sotto 0. In ogni caso, ricapitolando i numeri chiave delle dimensioni dello scandalo Monte dei Paschi, capiamo di cosa stiamo parlando. 10,3 miliardi, che fatto in lire sono 20.000 miliardi abbondanti delle vecchie lire, 20.000 miliardi. 10,3 miliardi è la cifra pagata da Monte Paschi Siena per comprare Banca Antonveneta. Siamo nel fantastico 2008, l'anno delle scalate bancarie, dei furbetti del quartierino rossonero, diciamo così, e delle famose telefonate fra il numero 1 dell'Unipol, Cooperative Rosse Consorte, e i vertici del PD, La Torre, Fassino D'Alema, abbiamo la banca e compagnia bella. 10,3 miliardi nel 2008 è la cifra pagata da Monte Paschi Siena per comprare Banca Antonveneta. 6,6 miliardi, qualcosina in meno, è quanto il banco spagnolo, Banco Santander, aveva pagato Banca Antonveneta, comprata dalla precedente proprietaria, la banca olandese ABN AMRO, solo 6 mesi prima di rivenderla a Monte Paschi Siena. Cioè Banco Santander compra dalla olandese ABN AMRO Banca Antonveneta per 6,6 miliardi. Passano 6 mesi e la rivende a Monte Paschi Siena, disposto a pagarla 10,3 miliardi, praticamente quasi 4 miliardi di euro in più. Sono 8.000 miliardi delle vecchie lire. 730 milioni, robetta in confronto, sono le perdite dovute a contratti derivati nascosti nel bilancio della Banca del PD e delle autorità di vigilanza. Nascosti alle autorità di vigilanza, naturalmente. Li rende noto l'amministratore delegato Profumo dopo la revisione dei bilanci. In seguito al cambio della guardia, i vertici del Monte Paschi si ridurranno a 500 milioni in seguito a benefici fiscali. Poi abbiamo un'altra quaterna di miliardi, sono i 4,07 miliardi, che è l'ammontare del prestito erogato dallo Stato a Monte Paschi Siena attraverso la sottoscrizione dei famosi Mario Monti Bond. Grazie anche a questo prestito la banca coprirà il buco, o potrà cercare di farlo, generato dai derivati. La richiesta iniziale di Monte Paschi era stata di 3 miliardi e 400 milioni, più 500 milioni, più 171 milioni alla fine della revisione dei conti realizzata da Profumo, che ha messo in evidenza il reale buco. 40 milioni, e qui scendiamo di livello parecchio, è la cifra sequestrata dalla Guardia di Finanza su conti scudati, cioè che hanno fatto lo scudo fiscale, di fiduciarie. Circa 18 milioni sarebbero stati depositati su conti intestati a Gianluca Baldassarri, ex capo dell'area finanza di Monte Paschi Siena. Altri 10 ad Alessandro Toccafondi, vice di Baldassarri. 12 girati a 3 broker esterni. Farebbero parte delle percentuali indebite intascate dalla famosa banda del 5%, i dirigenti Montepaschi, in cambio della sottoscrizione di pericolose operazioni finanziarie, tra cui le famose operazioni Alexandria e Santorini. Questo per quanto riguarda i numeri in estremerrima, verrebbe da dire, sintesi. Falso in bilancio, truffa, associazione a delinquere, aggiotaggio, manipolazione di mercato, ostacolo alle attività di controllo, furono le pesantissime accuse nei confronti del Monte Paschi Siena e degli ex manager, in primis Giuseppe Mussari, ex presidente, Antonio Vigni, ex direttore generale, Gianluca Baldassarri, ex responsabile area finanza, Alessandro Toccafondi, il vice di Baldassarri.
falso in bilancio per operazioni in derivati, le scommesse finanziarie, le cui perdite tra il 2008 e il 2009 non furono iscritte nei libri contabili. Ma non solo, secondo la Procura di Siena, lì al Monte Paschi si era organizzata un'associazione a delinquere tra un gruppo consolidato di manager e ex manager che avrebbero operato per anni in modo fraudolento. Tappe principali della vicenda subito dopo la pubblicità. Marta, sei ancora in bagno? Lo dico alla mamma. Un attimo e esco. È da 3 ore che ti spazzolo i capelli. Cosa sei, un peluche? Quasi finito. Guarda che il bagno non è il tuo salone di bellezza. E com'è che quando ci entri tu diventa il tuo parco acquatico? In un bagno Ikea fai spazio al tuo stile. Fino al 2 giugno 2015, se sei socio Ikea Family o Ikea Business, spendendo almeno 250 euro in mobili per il bagno, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli. Metro 22. Bene, torniamo allora brevissimamente alla questione Monte Paschi e alle date, alcune delle date fondamentali. 2002 vengono sottoscritte le operazioni in derivati di cui si occuperà ampiamente la cronaca, Santorini e Nota Italia. 2005 l'acquisto dei bond Alexandria dalla Dresdner Bank per 400 milioni. 2006 Giuseppe Mussa rilascia la presidenza della Fondazione Monte Paschi e sale al vertice della banca. 2007-2008, ho sbagliato prima, 2005 era l'anno delle scalate alle banche dei furbetti del quartierino di Consorte, Fassino, D'Alema e compagnia bella. 2007-2008, dopo i furbetti, arrivano i Montepaschini. Montepaschi compra Banca Anton Veneta per 4 miliardi in più rispetto a quanto l'aveva pagata 6 mesi prima il Banco Santander, 10,3 miliardi contro 6,6. Nel 2008 Banca Italia, come si suol dire, accende un faro su uno strumento finanziario che ha accompagnato l'aumento di capitale Montepaschi proprio per compiere l'operazione di acquisto Anton Veneta. Nel 2009 si decide di vendere a Nomura i titoli Alexandria che stanno provocando ingenti perdite. In cambio la banca d'affari Nomura spalma il rosso su un arco di 30 anni. Nel marzo 2009 Montepaschi prenota 1,9 milioni di Tremonti Bond e promette di rimborsarli nel 2012. Si arriva a ottobre, Banca d'Italia annuncia di aver intensificato il vaglio della liquidità della banca senese. 2010, nel mese di maggio, Banca d'Italia avvia un'ispezione e a giugno Mussari viene nominato presidente dell'ABI, l'associazione delle intere banche italiane, di tutte le banche italiane. Meriti, naturalmente. Ad agosto Banca d'Italia chiede a Montepaschi un aumento di capitale da 2 miliardi per portarsi a livello di coefficiente patrimoniale richiesto dalla normativa europea. In ottobre scatta il commissariamento soft con una richiesta di aggiornamenti quotidiani della liquidità presente nel Monte dei Paschi. 2011, luglio, la Fondazione Montepaschi di Siena sottoscrive pro quota l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. La situazione precipita, crisi dello spread, seconda ispezione di Banca d'Italia che nell'ottobre 2012 chiede la discontinuità della governance, cioè cambiate i vertici. A novembre la situazione precipita. La Fondazione Montepaschi Siena registra il miliardo di debiti con le banche che hanno finanziato l'acquisto di Anton Veneta. Deve vendere diversi asset, diversi beni, tra cui il 15% della banca. 2012, a gennaio il direttore Antonio Vigni
lascia Monte dei Paschi di Siena con una buona uscita di 4 milioni di euro. A marzo si chiude la seconda ispezione di Banca d'Italia con pesanti rilievi negativi. Il bilancio 2011 si chiude con una maxi perdita da 4 miliardi 690 milioni di euro. 4 miliardi più altri 4 miliardi di Monti Bond, 4 miliardi di ipervalutazione Anton Veneta, 4 miliardi di Monti Bond, 4 miliardi 690 milioni di buco nel bilancio 2011. Subito dopo, in aprile, Mussari lascia la presidenza, arriva Alessandro Profumo. Maggio 2012 la Procura di Siena apre un'inchiesta sul caso Anton Veneta. Fa seguito un blitz della finanza nella banca, nella fondazione, nelle abitazioni di Mussari e Vigni, nelle sedi delle 11 banche che hanno ristrutturato il debito di Monte Paschi. Si arriva a giugno 2012 e ai 2 miliardi di Monti Bond che diventeranno poi 4. Gennaio 2013 scoppia lo scandalo, partono le indagini e subito dopo, relativamente poco dopo, arriva il silenzio, o pressoché il totale silenzio. Per quanto riguarda però le operazioni sui miliardi, questo magari alla fine del processo sapremo cosa è successo, perché nelle carte analizzate dalla Procura si legge, è vero, di 10 miliardi e 3 per comprare la banca Anton Veneta, ma se si fa il conto di 8 bonifici internazionali legati all'operazione, girano, aprite bene le orecchie, 17 miliardi di euro, 34 mila miliardi delle vecchie lire tra il 30 maggio del 2008 e il 30 aprile del 2009. 8 bonifici per 17 miliardi di euro, con destinazione Amsterdam, Madrid e Londra. La cifra è assai superiore ai 10,3 miliardi di euro che corrispondono al pagamento della banca Anton Veneta, e le operazioni avvengono nel periodo successivo all'acquisizione della banca medesima Anton Veneta. L'attenzione dei pubblici ministeri a quel punto pare focalizzarsi su 2 operazioni, da 2 miliardi e mezzo e da 123 milioni a favore della Abbey National Treasury Service di Londra. A quanto si apprende, a quell'epoca, da fonti vicine alle indagini, i soldi sarebbero poi rientrati in Italia usufruendo dello scudo fiscale. 17 miliardi, punto di domanda. Per quanto concerne poi il Monte Paschi, c'è un'altra vicenda, e poi vorrei proporvi alcuni passaggi di un servizio molto bello fatto da Paolo Mondani per Report, puntata del 23 novembre del 2014, che potete recuperare anche sul sito internet di Report, report.rai.it. La puntata era intitolata Il Monte dei Misteri, perché faceva il punto sul suicidio-omicidio, chi lo sa, archiviata l'inchiesta di Davide Rossi. Il 6 marzo del 2013, questo è il fatto, muore cadendo dalla finestra del suo ufficio al Monte dei Paschi di Siena Davide Rossi, capo della comunicazione della banca Monte Paschi Siena. La Procura di Siena apre un'inchiesta che inizialmente ha un capo di imputazione, istigazione al suicidio. L'inchiesta viene archiviata un anno dopo. Fine dell'inchiesta. La moglie di Davide Rossi non crede alla volontarietà del gesto, cioè al fatto che il marito si sia suicidato. Sono molti i dubbi che Paolo Mondani in quella puntata di Report passa in rassegna. Ci sono dubbi sulla dinamica della caduta dell'uomo, dubbi sulle forti pressioni che stava vivendo Davide Rossi, fino ai particolari della perizia legale e alle stranezze accadute nei minuti che sono seguiti alla morte di Rossi. La banca più antica del mondo, travolta da uno scandalo finanziario senza precedenti, l'acquisto di Anton Veneta, una serie di operazioni spericolate che portano la banca sull'orlo del tracollo, il cosiddetto sistema Siena al centro di quella ottima inchiesta di Paolo Mondani per Report, un sistema a maglie fitte costituito da politica, finanza, istituzioni, massoneria che per anni ha governato la città. La magistratura indaga, a finire sotto inchiesta gli ex vertici, ma Banca d'Italia e Consob, cioè le autorità di controllo, che dovevano controllare la regolarità delle operazioni sui derivati, per esempio, sapevano che fine stava facendo la banca? Lo sapevano, come sapevano delle condizioni disastrose dei conti di Anton Veneta, comprata da Mussari a un prezzo esorbitante. La Banca Centrale Europea ha intanto bocciato agli stress test il Monte dei Paschi, dichiarandola la peggior banca europea sul finire del 2014. La puntata di Report poi vorrei riproporvela, non ce la facciamo tutta naturalmente, ma era
molto interessante, da abbinare alla lettura di un articolo che è comparso poco fa, il 31 marzo sul quotidiano online Lettera 43, a proposito proprio di Davide Rossi, del giallo del suicidio e di un numero misterioso. In esclusiva racconta Lettera 43 di questa inchiesta. Era il 6 marzo del 2013, il manager del Monte Paschi Siena, il responsabile comunicazione, era senza vita da oltre 30 minuti, sul suo cellulare viene digitato un numero che però non è un numero telefonico, ma un numero di un conto corrente dormiente, come si dice. Non era un numero di telefono, era un numero di conto. Il cellulare di David Rossi, deceduto misteriosamente il 6 marzo del 2013, si rianimò all'improvviso mezz'ora dopo il volo dell'uomo dalla finestra. Lui era già morto e qualcuno compose sul tastierino un numero di 7 cifre. Per comprendere la storia di Davide Rossi, scrive Lettera 43, occorre partire dai suoi amici. Una volta ne aveva molti. Chiamava Renato Pozzetto, chiamava Daniela Santanchè, chiamava giornalisti dei più importanti quotidiani, della RAI, di Mediaset, chiedevano informazioni, pubblicità, sponsorizzazioni e piccoli favori. Chiamarono anche quella maledetta sera del 6 marzo 2013, fino a pochi minuti prima che David Rossi finisse giù da una finestra, e forse neanche quella del suo ufficio, spinto da follia suicida o dalla mano di qualcuno. Inizialmente la procura indaga per istigazione al suicidio. Di amici a Davide, ora che è morto, ne sono rimasti davvero pochi, racconta Lettera 43. Si abbandona chi cade in disgrazia, figuriamoci chi cade da una finestra. In occasione del secondo anniversario della sua morte, nel 6 marzo del 2015, un ricordo su Facebook di Davide Taddei, amico e socio di tante avventure di comunicazione prima di arrivare a Monte Paschi, con una spruzzata di condivisioni e dolore rinnovato ma ancora intenso in famiglia e poco altro. Quindi di amici a 2 anni di distanza sono scomparsi tutti. Forse a questo punto non vuol dir nulla, scrive Lettera 43, ma Davide Rossi ha ancora qualche amico che ha usato le sue capacità professionali per provare a scrivere o a tentare di raccontare una verità diversa da quella delle carte della giustizia, che prima a Siena e poi a Firenze ha deciso che Davide si è ucciso buttandosi giù dalla finestra del suo ufficio alle 19:43. Insomma, la procura ha archiviato l'inchiesta per istigazione al suicidio dicendo semplicemente: inchiesta archiviata, l'uomo si è suicidato. L'ora della morte e tutto quello che l'ha preceduta e seguita alle 19:43 non sono un dettaglio, perché qui comincia un'altra storia, scrive Lettera 43. Un giallo, una storia che ricorda in qualche modo quella di Roberto Calvi, una storia raccontata dalle telecamere di sorveglianza del Monte dei Paschi di Siena, in particolare da una telecamera che ha ripreso il volo di David Rossi nel vicolo del Monte Pio, che si intuisce, anzi si capisce proprio, se si ha il fegato di guardare le foto del corpo esanime sul tavolo dell'autopsia. Difficile ridursi in quel modo con la caduta. Perché? Perché il corpo sull'avambraccio ha un livido in cui si riconoscono bene le dita della presa di una mano, altri lividi simili sull'altro braccio, una contusione di 7 cm per 10, la misura di un pugno all'altezza dello stomaco, una ferita triangolare, un buco sul retro della testa e un classico graffio da colluttazione simile a un'unghiata che gli percorre il naso e gli tocca un labbro. E poi la dinamica del volo. Se si fosse buttato sarebbe caduto ben più in là di dove lo fa vedere la telecamera che riprende la scena. E poi perché l'orologio che aveva al polso è caduto a terra addirittura qualche minuto dopo? E le luci nel vicolo stretto del Monte Pio, dove è caduto David, che somigliano tanto a segnali luminosi, e le ombre che fanno capolino dalla bocca della strada e da una porta lì vicino in uso al Monte dei Paschi? A guardare il video e le foto dell'autopsia, che poi è il lavoro che ha fatto Paolo Mondani e che ha ripreso adesso il quotidiano online Lettera 43, a guardare video e foto vengono i brividi, non solo per l'umana pietà, ma per quello che si capisce o sembra di potersi capire, perché forse non è andata come le carte ufficiali raccontano e come la giustizia ha deciso. La giustizia ha archiviato, ha deciso, ha detto suicidio. Luca Scarselli, ingegnere, Luca Goracci, avvocato, sono forse gli amici più cari che David ha ancora
da morto. Non lo hanno abbandonato, racconta Lettera 43, e hanno messo insieme gli elementi che dicono che quello di David Rossi sarà anche stato un suicidio, ma somiglia troppo a un omicidio. Report, appunto, ha raccontato la storia che hanno ricostruito i due amici, Scarselli e Goracci, con le email, i biglietti, le ricostruzioni e le situazioni improbabili. Lettera 43 ricostruisce le ultime ore prima che David Rossi voli giù dalla finestra. Ma prima di arrivare a quei terribili momenti bisogna partire da qualche giorno prima, 19 febbraio del 2013, quando la Guardia di Finanza perquisisce casa di David Rossi, cercando qualcosa che lui non ha mai capito, ha sempre detto David Rossi. Dopo quella perquisizione la vita di Rossi non è più la stessa. Ha paura, è convinto che casa e ufficio siano piene di cimici, che lo seguano e forse che qualcuno sia pronto a fargli del male. In uno sconquasso complessivo, la mattina del giorno in cui muore, 6 marzo 2013, si alza presto per andare a fare jogging nelle vie del centro, esce e rientra diverse volte, percorre la salita, la via principale della sua contrada di Valle Rozzi, fa un passaggio davanti al garage Perugini poco distante. Qualcuno lo vede e nota che Rossi era guardingo, sospettoso, tanto da rientrare in casa e poi riuscire un paio di volte sempre in tuta da jogging. Aveva un appuntamento alle 9 in banca con Carla Lucia Ciani, coaching manager di Montepaschi. Maniaco della puntualità, uscì di casa intorno alle 8:30 dopo aver parlato con la moglie, Antonella Tognazzi, che non stava bene. La salutò, la banca era distante poche centinaia di metri, 10 minuti a piedi al massimo. La Ciani, invece, arrivò tardi all'appuntamento, mezz'ora dopo. David si lasciò andare, anche se il suo carattere non gli consentiva slanci espansivi. Nel colloquio furono trattati diversi argomenti, racconta Lettera 43, finché Rossi disse alla collega: mi sto comportando male. Da quando ho subito la perquisizione ho fatto una cavolata dietro l'altra. Che tipo di cavolate? Ho scritto a Viola, l'amministratore delegato di Montepaschi, gli ho chiesto protezione e forse l'ho fatto irritare. E in effetti tra Rossi e Viola c'è uno scambio di email 2 giorni prima che Rossi muoia, il 4 marzo, in cui Rossi chiede se sia il caso di andare dai magistrati a raccontare tutto quello che poteva sapere il dirigente, l'amministratore delegato Viola, sulle vicende senesi, visto che lui negli ultimi anni era stato vicino all'ex presidente del Montepaschi Mussari, ma anche a tanti altri personaggi del mondo politico locale. Viola gli risponde: se vuoi chiama i magistrati, e lì probabilmente si sente solo David Rossi, scaricato. La mattina del 6 marzo, mentre aspetta la coaching manager per l'appuntamento, Rossi riceve diverse telefonate da parte di giornalisti e di personale interno della banca. Stando ai tabulati non risponde. Tra le 8:54 e le 9:14 parla al cellulare con la moglie, il medico di famiglia. Alle 10:04 riceve una telefonata da Fondazione Montepaschi Siena, un'altra dal medico, e quindi chiama lui la moglie Antonella. Finito il colloquio poi con la persona con cui aveva appuntamento, la coaching manager, Rossi telefona al fratello Ranieri, dovevano andare a pranzo insieme. Riparla con la moglie, poi con la mamma intorno alle 13:52. Tra le telefonate alla moglie e alla madre, scrive Lettera 43, si infilano diverse chiamate di giornalisti, ma David Rossi non risponde. Alle 15:10 riparla col fratello per andare a pranzo. Prima di uscire richiama la moglie. Il fratello va a prendere David con la macchina. Strano, scrive Lettera 43, perché David amava camminare a piedi per Siena. Sale sulla Mitsubishi del fratello, vanno allo Snack Bar, un ristorante all'antiporto appena fuori Porta Camoglia. Durante tutto il percorso David proferisce pochissime parole, guarda continuamente lo specchietto e al fratello fa capire che teme di essere pedinato, seguito. Al momento di parcheggiare gli chiede di fare una strana manovra come per depistare qualcuno. Al ristorante sceglie un tavolo in fondo e si piazza con le spalle al muro per avere la visuale e vedere chi entra. Si lascia andare a una confidenza col fratello: ho fatto una cavolata e un amico di cui mi sono fidato mi ha tradito. Chi è? Il fratello Ranieri non sa dirlo, o forse neanche glielo chiede. Finito il pranzo, alle 16, Rossi ripassa da casa, probabilmente per sentire come sta la moglie. La moglie gli chiede se ha avuto risposte dall'amministratore delegato della banca, Viola, sul possibile colloquio con i pubblici ministeri. David non dice nulla. È convinto che la sua abitazione sia piena di microspie, al punto da comunicare con moglie e figliastra tramite messaggi scritti che scriveva su un blocco di cui poi strappava le pagine. Quelle scritte, ma anche quelle sotto, per evitare l'effetto
copia per pressione. Intorno alle 16:40 Rossi torna in ufficio. Nel frattempo lo ha chiamato un dipendente della banca e una compagnia della Guardia di Finanza. Niente di drammatico, la Guardia di Finanza chiedeva una sponsorizzazione. Piovono telefonate, ma David continua a non rispondere. Alle 17:37 riceve una chiamata da una collega dell'ufficio stampa della banca. Alle 19:02 chiama di nuovo la moglie. Alle 19:30 vengo a casa, le dice, ti faccio l'iniezione, ho comprato tutto il necessario, prima però passo a prendere le polpette che ho ordinato per cena. A dopo. Fine della telefonata. La storia di Rossi si ferma qui. Non si ferma quella del suo cellulare. Stando ai tabulati in mano alla procura, alle 20:16, circa mezz'ora dopo il volo dalla finestra, con David ormai morto, alla stessa ora in cui un oggetto che dal moto e dalla posizione finale sembra proprio essere il suo orologio, cade al suolo, il suo orologio cade dopo di lui, il cellulare come d'incanto si rianima e chiama il numero 4099009. Ma chi lo ha digitato? E soprattutto, che numero è? Non è un numero di telefono, infatti non risponde nessuno. Bensì è il numero, o almeno è anche il numero, di un conto corrente dormiente del Monte dei Paschi, uno di quei conti che non vengono movimentati da più di 10 anni. Chi lo sa fare e lo può fare può usarli in tanti modi. Fino a voler uccidere, si domanda in termini di questo articolo, lettera 43, a proposito della brutta fine del responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi, David Rossi. Sul discorso di David Rossi c'è anche da segnalare un altro articolo di un altro quotidiano online, articolo 3, che pone l'accento sulla questione delle affiliazioni massoniche. 6 marzo del 2013, il capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena, David Rossi, trovato morto, precipitato in terra dopo un volo di 30 metri. L'autopsia però e i segni sul suo corpo non quadrano col solo volo, come abbiamo visto prima. Si parla di suicidio. Monte dei Paschi è nel mezzo dello scandalo, nomi illustri iscritti nel registro degli indagati. Rossi era agitato, aveva paura, a dimostrarlo le email che spedisce prima di morire, paventa anche il suo suicidio, chiede aiuto all'amministratore delegato della banca Fabrizio Viola, non riceve riscontri soddisfacenti e dunque avrebbe deciso di togliersi la vita, dice alla fine la magistratura, saltando dalla finestra del suo ufficio sul retro del Monte dei Paschi di Siena. Una ricostruzione che la magistratura fa sua alla fine, appunto. E a un certo punto il caso è chiuso, archiviato. Un punto alla fine di una storia che in realtà sarebbe potuta continuare, scrive articolo 3. E la famiglia lo sa, lo sospetta fin dall'inizio che quella morte non è un suicidio, ci sono troppi elementi che non tornano. Tralasciando il fatto che David Rossi non figurava tra gli indagati dello scandalo Monte Paschi e quindi non rischiava di perdere subito il proprio posto di lavoro, numerosi dettagli sono inspiegabili. Come mai un suicida si lascia cadere dalla finestra radente al muro anziché saltare nel vuoto? Perché mai le tracce sulle scarpe della vittima non risultano compatibili con quelle trovate sul davanzale, oltre ai punti di domanda di cui abbiamo parlato prima? E anche alcuni segni sul corpo, infatti, di Rossi racconterebbero un'altra storia. E poi c'è la manomissione del suo computer, avvenuta indubitabilmente dopo il suo suicidio, vale a dire chi frugò tra i documenti dell'uomo dopo la sua morte e perché? Sono domande che con l'archiviazione da parte della magistratura sono state messe a tacere. Rossi si suicidò perché sottoposto a un sovraccarico emotivo, punto e basta, hanno detto i giudici. Di fatto, anzi i PM, si dà ragione al pubblico ministero titolare delle indagini, il sostituto procuratore Aldo Natalini, che ha chiesto e ottenuto dal GIP l'archiviazione. Natalini, per inciso, scrive articolo 3, era stato destinatario di un avviso di garanzia da parte del pubblico ministero di Viterbo Massimiliano Siddi con l'ipotesi di violazione del segreto istruttorio, perché era stato intercettato casualmente dalla procura di Viterbo mentre la procura di Viterbo indagava su un giro di appalti truccati nel Lazio. Il pubblico ministero parlava al telefono con un indagato, Samuele De Santis, a cui fornì dettagli sull'inchiesta di Siena e spiegava anche le strategie difensive con cui si sarebbero potuti salvare i personaggi illustri coinvolti, dirigenti del PD ma anche vertici del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, Giuseppe Mussari. L'avviso di garanzia al magistrato che poi archiviò l'indagine sulla morte di Davide Rossi cadde comunque nel nulla.
fu archiviato anche l'avviso di garanzia nei confronti del magistrato, che poi a sua volta archiviò il caso Rossi. Importante è la data, 5 marzo, lo stesso giorno. Nel mondo della massoneria qualcosa si rivoluziona. Il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi, lascia posto al suo successore. Chi è il suo successore? È Stefano Bisi, il nuovo gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Bisi è stato direttore del Corriere di Siena e collega di lavoro di Davide Rossi, l'uomo che, secondo la magistratura, si è suicidato, il responsabile comunicazione del Monte dei Paschi. I due, denunciavano alcuni confratelli massoni dissidenti nel giugno 2012, i due si erano conosciuti durante l'era Mussari in seno al Monte Paschi, cioè Bisi e il defunto Rossi. Bisi, l'attuale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Bisogna evidenziare che il peso della gestione Mussari, supportato dai due comunicatori, Davide Rossi, morto, e Stefano Bisi, neo capo del Grande Oriente d'Italia, ha condizionato i partiti, le giunte comunali e l'informazione cittadina, perché era il loro compito, quello di far andare all'esterno la comunicazione del Monte Paschi. Questo lo scrivevano i due confratelli, tra virgolette, dissidenti, in un blog su internet, un blog chiamato Fratello Illuminato. Dal 2006 al 2011 la banca Monte Paschi Siena ha speso 355 milioni di euro in pubblicità attraverso l'area comunicazione gestita proprio da Davide Rossi, scrivevano i due fratelli massoni sul blog Fratello Illuminato, ai tempi in cui il nome di Davide Rossi ancora non riempiva le pagine dei giornali per via del suo suicidio, ha detto la magistratura, e quindi dobbiamo dire così, suicidio. Quanti organi di informazione hanno beneficiato di questi 355 milioni di euro in pubblicità del Monte Paschi Siena fra 2006 e 2011? Forse è solo una coincidenza, ma verso la fine della presidenza Mussari sono stati assunti all'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena la fidanzata di Bisi, che era il collega di Davide Rossi, direttore del Corriere di Siena, e poi diventerà il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia in sostituzione di Gustavo Raffi. Questa è un'altra storia che non è stata praticamente mai raccontata, o meglio, è stata raccontata solo superficialmente. Quanti organi di informazione dunque hanno beneficiato della pubblicità? Punto primo. E poi sarà un caso, ma alla fine della presidenza Mussari vengono assunti nell'area comunicazione del Monte Paschi, quella guidata da David Rossi, che poi scomparirà, morirà il 6 marzo del 2013, vengono assunti la fidanzata di Bisi, collega di Rossi, direttore Corriere Siena, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, e un altro collaboratore del Corriere di Siena diretto da Bisi. Stranamente, scrivevano ancora i due confratelli dissidenti nel blog Fratello Illuminato, stranamente il responsabile dell'area comunicazione, David Rossi, non ha perso tempo nel rilasciare attraverso un video pubblicato da Siena News parole di elogio al medesimo giornale online, direttore responsabile Stefano Bisi. Era proprio verso Bisi che i due confratelli, tra virgolette dissidenti, riversavano disprezzo. Vogliamo parlare dei legami stretti del Bisi con gli ex vertici dell'aeroporto di Ampugnano, Siena? Un'altra delle indagini riguardò Mussari proprio per questo aeroporto di Ampugnano. O del consiglio di amministrazione dell'università? Vogliamo ricordare gli articoli di elogio scritti da Bisi sull'acquisto di Banca Anton Veneta a prezzo spropositato? Il groviglio armonioso che ha messo in ginocchio la città. Groviglio armonioso era la definizione che venne data da autorevoli esponenti pubblici senesi dell'incrocio appunto fra massoneria, politica, banca a Siena. Groviglio armonioso. Oggi che strategia si sono inventati i due comunicatori Davide Rossi e Stefano Bisi, scrivevano sempre i due confratelli sul blog Fratello Illuminato? Minimizzare e tentare di salvare le sorti di Ceccuzzi, l'ex sindaco di Siena, successivamente coinvolto nello scandalo Monte Paschi, ma sottolineavano i due confratelli non perché amano il Ceccuzzi, ma solo con la speranza di custodire il loro ruolo. Tutto questo protagonismo del Bisi crea soltanto imbarazzi dentro la massoneria, concludevano i due confratelli, tra virgolette, dissidenti, ricordando le parole di un uomo simbolo, Delfo Del Bino, esponente storico del Grande Oriente d'Italia,
Amiamo l'Europa dei popoli e dei saperi, non quella delle banche. Una citazione che tentava di prendere le distanze da Bisi, ma soprattutto dalla massoneria intrecciata a doppio filo col potere banco-finanziario. Alla fine Bisi, l'ex collega del morto David Rossi, diventa Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, con buona pace dei confratelli dissidenti che si opponevano al suo protagonismo. Leggi qui, Golf Tech.
Vi vorrei proporre adesso una parte dell'ottimo servizio che citavo prima, quello fatto da Paolo Mondani per la puntata di Report del 23 novembre 2014 intitolato Il Monte dei Misteri, che parte proprio dalla vicenda della quale parlavamo prima, cioè dal 6 marzo 2013 la morte cadendo dalla finestra del suo ufficio di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Più bella delle città. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Siena dichiara Baldassarri Gianluca, Mussari Giuseppe e Vigni Antonio colpevoli del reato loro ascritto. Un pezzetto di giustizia, 500 anni di storia del Monte dei Paschi che va a farsi friggere per 4 persone. Diglielo ai Mussari che rimetta soldi e venda le ville. Li condanna ciascuno alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Il massimo gli dovevano dare, il massimo per lo scandalo più importante dell'Europa. A Siena lo chiamano il groviglio armonioso. Politica, banca, chiesa, istituzioni. Tutti insieme si spartiscono il potere. I risultati sono disastrosi. La banca è stata massacrata e per ora le sentenze giudiziarie hanno solo sfiorato i responsabili. Le squadre di pallacanestro e di calcio sono fallite. La fondazione non ha più il 51% della banca, ma solo il 2,5%. Questi sono i primi effetti pesantissimi e credo che la guerra non sia finita. Perché non è finita? Perché la guerra finisce quando si passa la mano tra il prima e il dopo. Qui il dopo ancora deve venire perché non si è passato la mano in politica e non si è passato la mano nella gestione finanziaria. Sergio Betti, Fondazione. È un groviglio di coglioni. Ora parla Franco Masoni, editore perché, Canale 3 Toscana. Cioè, praticamente ci siamo noi giocati in circa 10-15 anni dai 20 ai 30 miliardi fra la banca e la fondazione, per cui significa una cifra che è paurosa. Franco Masoni dirige Canale 3 Toscana e molti anni fa ospitò il giovane universitario Giuseppe Mussari appena arrivato da Catanzaro. Mussari gradì talmente l'ospitalità che si mise con la ricca moglie di Masoni. Eppure i due sono rimasti molto amici. La cosa che a me dispiace da senese è che nessuno ha chiesto scusa. A Mussari tu gliel'hai detto dovresti chiedere scusa? No, questo no. Anche perché poi... Che ti risponderebbe? Ma dal momento che si è defilato totalmente significa non vuole rapporti con nessuno, non vuole minimamente confrontarsi. Ma se tu glielo chiedessi, cosa direbbe? Un'ipotesi. Per come lo conosci? Ma io credo che forse direbbe di no. Buonasera, allora di Montepaschi e di Siena ci eravamo occupati a maggio di 2 anni fa. Una settimana dopo erano partite le indagini giudiziarie e la banca più antica del mondo, distrutta da una cattiva gestione, aveva i bilanci fuori controllo. Che cos'è cambiato in questi 2 anni? Intanto i vertici, ma i conti sono sempre in rosso e si scopre anche il meccanismo con il quale mascheravano le perdite. Se con la copertura dell'autorità di vigilanza è il tema. Intanto a Siena sono arrivate le prime condanne e indaga anche la Procura di Milano, mentre fra le vittime, fra le tante vittime, i risparmiatori e i dipendenti si inserisce anche un caso tragico, quello del manager della banca, che della banca e del suo groviglio per niente armonioso fra finanza, politica, speculazione, poteri locali e nazionali sapeva tutto. Paolo Mondani.
Che cosa c'entra Rocca Salimbeni, la sede senese del Monte dei Paschi, con Piazza San Pietro in Vaticano? Lo scopriremo solo alla fine del nostro racconto. Partiamo da Vicolo di Montepio, una viuzza cieca che costeggia il muro del Monte dei Paschi. È la sera del 6 marzo 2013. La telecamera riprende un uomo che precipita a terra e muore. Davide aveva paura, non so per quale motivo. A parlare in questo caso è la moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi. Ma lui avvertiva il pericolo di essere incastrato. David Rossi, 51 anni, era capo della comunicazione del Monte dei Paschi e per un decennio braccio destro di Giuseppe Mussari, il dominus della banca travolto da varie inchieste giudiziarie. La Procura di Siena apre immediatamente un'indagine per istigazione al suicidio, ipotizzando che qualcuno lo abbia indotto a darsi la morte. Un anno dopo l'inchiesta viene archiviata come semplice suicidio. La moglie di Davide non crede a questa versione dei fatti. Sicuramente c'è qualcosa che non torna e ci sono gli elementi che provano che non è andata così lineare della serie, cioè una persona ha deciso e ha fatto, perché tante cose sono state omesse, non tenute in considerazione, non argomentate e che invece hanno bisogno di risposte. Sono circa le 20. La videocamera registra gli ultimi 3 metri della caduta di David Rossi. Il corpo finisce al centro del vicolo. Per il giudice che ha archiviato l'indagine come suicidio, David Rossi, seduto sulla barra di sicurezza della finestra e con la schiena verso l'esterno, si è dato una lieve spinta e si è lanciato nel vuoto. Uno che si siede su una sbarra e si lascia andare indietro. Parla Luca Scarselli, ingegnere perito di parte nel processo. Le leggi della fisica, ma anche l'osservazione di come si buttano i subacquei dalla barca fa vedere che in quel caso sono subito le spalle e la testa che subisce una rotazione e quindi non sarebbe potuto cadere in quel modo, perché il corpo del dottor Rossi cadeva con forte componente verticale senza nessuna rotazione, senza neppure uno slancio evidente. Quale altra caduta è compatibile con quello che lei ha potuto verificare? La compatibilità si ha se si tiene qualcuno dalle braccia o sotto le avambraccia e gli si tiene le gambe sollevate e si lascia andare. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento. Cioè se proprio viene buttato di sotto, lei dice? Se viene buttato di sotto. L'autopsia rileva abrasioni sul viso e sugli arti, ematomi sulle braccia, sulle gambe e sul corpo. Nella parte posteriore del cranio c'è una ferita di forma triangolare, un triangolo perfetto. Il corpo di David parla, ma l'autopsia non spiega tutto e i periti sono in disaccordo fra loro. Non ci sono segni che si può. Gian Aristide Norelli, primario di medicina legale e sempre perito di parte all'interno del processo per la morte di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte Paschi Siena. Possa dire sono sicuramente compatibili con la caduta. I segni che lei ha trovato possono far pensare ad un'ipotesi di omicidio? La lesività che noi abbiamo trovato potrebbe anche, gran parte almeno della lesività, potrebbe essere compatibile con un intervento di terzi. Lei su queste lesività che per il professor Norelli sono invece, mi dispiace per lui, sono invece come dire, assolutamente non dovute alla caduta, per lei invece sono dovute alla caduta. A parlare in questo caso è il perito invece della procura che poi chiederà l'archiviazione del caso. Me lo può spiegare sul piano tecnico in modo che io da profano capisca?
in un'aula di tribunale io dirò che queste lesioni sono pienamente compatibili con la caduta, tutte pienamente compatibili. Non ho trovato lesioni non... Anche quel segno triangolare che sembra una ferita prodotta da un oggetto che ha sulla testa il David Rossi? Se io ho detto così in perizia? No, allora me la spieghi. Detto, io non spiego niente, io quel che ho scritto nella perizia è quello che ho visto. Era una ferita lacerocontusa occipitale di dimensioni assai ridotte e triangolare. Una precipitazione da un'altezza di 15 metri e dovrebbe determinare una lesività cranica se c'è un impatto diretto con il suolo notevolmente superiore. Sembra prodotto da un oggetto diverso. Potrebbe anche essere stata prodotta da un oggetto contundente. Se io vedo una ferita triangolare e dico vediamo un momentino se qui intorno in questa stanza ci può essere un oggetto che può averla prodotta. L'autopsia non dice che potrebbe essere una pietra del vicolo e l'oggetto a punta triangolare non è mai stato neppure cercato. Questo è l'ufficio di David Rossi, nel primo sopralluogo della polizia dopo la morte. Alle 20:27, ora del video, nel vicolo entra un uomo. Secondo la procura, la telecamera segna 16 minuti in meno rispetto all'ora reale e indica in questa persona quella che alle 20:40 circa chiama la volante della polizia. Ma il tecnico che estrae le immagini e le consegna alla procura ha messo a verbale l'esatto contrario. Quindi ci sono 16 minuti che se io vado a prendere un qualunque orario, il DVR segna 16 minuti in più dell'ora vera. Bene, quindi bisogna per l'ora vera... Bisogna togliere 16 minuti per avere l'ora vera. Sì. Quindi l'uomo sconosciuto entra in scena alle 20:11, non alle 20:40. Vede il corpo di David Rossi e se ne va. Da lì al primo intervento dei soccorsi passerà più di mezz'ora. Qualche minuto dopo, dall'alto cade un oggetto e rimbalza alle spalle di David Rossi. Alle 20:32, orario della videocamera, c'è la traiettoria di un grave che passa con moto parabolico e che finisce in una posizione compatibile con quella del quadrante dell'orologio. Ma si rende conto che significa? Vuol dire che se fosse l'orologio e noi vediamo un grave che cade, un oggetto che cade, se fosse l'orologio vuol dire che qualcuno l'ha buttato di sotto. Certo, questo... Vuol dire che qualcuno ha proprio partecipato. Questo spiegherebbe appunto la posizione dell'orologio e il fatto che durante i fotogrammi, i frame della caduta non si veda mai l'orologio. L'orologio è naturalmente quello da polso della stessa vittima del morto di Davide Rossi, che precipita giù dopo che Rossi è già caduto da una buona mezz'ora. Ecco il quadrante dell'orologio finito alle spalle del cadavere. Confrontando gli orari, si scopre che contemporaneamente alla caduta dell'oggetto dall'alto, sul cellulare di David Rossi ritrovato sulla sua scrivania in ufficio, viene digitato il 4099009. Forse il telefono di qualcuno, più probabilmente il numero di un conto in banca. Una persona l'ha digitato, ma la sua identità rimane un mistero. Lei, avvocato, fa svolgere una verifica sul computer di David Rossi dopo la sua morte. E che cosa accerta? Viene accertato. Luca Goracci, avvocato legale della moglie di Davide Rossi. Che sono stati effettuati alcuni accessi. Quanto dopo? Diverse ore. Cioè durante la notte, diciamo? Durante la notte. E come sono entrati? Con la password? Risulta che sia stata utilizzata la password a suo tempo impostata da Davide Rossi. Che cosa vi hanno fatto pensare questi ingressi, questi accessi nel computer di Davide Rossi? Di tutto, da che potesse essere tolta qualcosa o inserito qualcosa.
O semplicemente controllato quello che c'era. Un oggetto che cade vicino al suo corpo, un numero digitato al telefono, gli accessi tramite password al suo computer. Quante persone erano presenti in banca in quelle ore? Altre 10-15 persone. Sì. Ed sono stati identificati dalla polizia? A parlare qui è l'usciere, uno degli uscieri del Monte Paschi. Dalla procura. Secondo l'usciere presente quella sera, in banca c'erano 10-15 persone. Gli inquirenti ne hanno identificate e interrogate solo 3. E alla fine ci siamo rivisti la settimana prima. David Taddei, amico di David Rossi. Che morisse. A un certo punto gli ho detto, ma perdonami, ma hai qualcosa da temere? Aveva la convinzione di essere spiato, non voleva parlare dentro il suo ufficio. C'è qualcosa che pensi? Dice no, io no, dice però sai, nei lavori che facciamo, io lo sai anche te, non so mica se possa aver sbagliato qualcosa. Sento se è libero, Presidente. Sì. Bernarda. Questo è David qualche giorno prima della morte. Nel frattempo, in procura sono partite le indagini sul cosiddetto gruppo della birreria, l'insieme degli amici di Giuseppe Mussari che avrebbero ricevuto da lui favori e cariche. David teme provvedimenti giudiziari. Non sono riuscito a mettere in relazione il livello della sua preoccupazione con delle cose oggettive, perché non le ho viste. Le ho chieste, ho detto, ma te ti senti a posto la tua coscienza? Sì, ha detto, ma bastasse questo. Il 19 febbraio 2013 la Guardia di Finanza perquisisce la sua casa e l'ufficio al Monte dei Paschi. Sospetta che faccia da postino tra Giuseppe Mussari e l'ex direttore generale Antonio Vigni, indagati per l'acquisto di Anton Veneta e sui derivati finanziari che hanno distrutto i bilanci della banca. Lui era convinto che l'avrebbero arrestato, avrebbero fatto qualcosa per incastrarlo, perché dice così almeno incastrano anche gli altri due, cioè lui penso si riferisse a Giuseppe e a Vigni. Cioè, lui dice, Giuseppe Mussari e Vigni. Esatto, prendono me per incastrare gli altri due. Il 1 marzo 2013 il Sole 24 Ore dà notizia dell'azione di responsabilità del Monte dei Paschi contro Mussari, Vigni e le banche Nomura e Deutsche. La decisione doveva rimanere riservata. Scatta un'indagine per insider trading. David Rossi è subito sospettato di aver passato l'informazione ai giornalisti. Niente, dice sì, sono preoccupato per il lavoro, per tutta la situazione, e poi dice comunque un amico mi ha tradito e l'ha ridetto svariate volte. David sa che un esponente della banca lo accusa. Purtroppo la verità emergerà solo dopo la sua morte. Per la soffiata fatta al Sole 24 Ore viene indagato Michele Briamonte. Legale dello IOR e membro del CDA di Montepaschi, Briamonte verrà immediatamente sospeso dall'incarico. In quelle ore David si sente incastrato e via mail comunica all'amministratore delegato Fabrizio Viola di voler andare a parlare con i magistrati. Gliene ha parlato di questa cosa? Del fatto che voleva andare a parlare con la procura? Sì, tante volte. Io credo che Davide Rossi nel colloquio con la procura vedesse una specie di liberazione da questa situazione. Nello scambio di mail con Viola? Lui dice espressamente ho bisogno di parlare, domani potrebbe essere troppo tardi. Nella mail dice so che stanno indagando sugli scenari politici. E dice da Piccini, cioè dal vecchio sindaco degli anni 90, sino a Mussari. Parla di Piccini, Mussari, Comune, Fondazione, Banca. Insomma, poteva non sapere Davide Rossi che andando a parlare con i magistrati avrebbe dovuto raccontare il suo rapporto di lavoro con Mussari. Non poteva non saperlo e tra l'altro avrebbe assunto la veste di testimone, con quanto di conseguenza. Qualcuno poteva essere preoccupato delle parole che avrebbe, delle cose che avrebbe dichiarato ai magistrati David? A questo punto è probabile. Chi probabilmente magari con la coscienza poco pulita e non sapendo che cosa Davide davvero sapesse o potesse o volesse dire, possa aver temuto questo.
del suo desiderio, quasi ossessione, a voler parlare con i magistrati, lo sapevano anche in banca. E quello che adesso vedremo è il carteggio fra Rossi e l'amministratore delegato Viola 2 giorni prima della morte. A metà mattina del 4 marzo 2013 Rossi scrive a Viola: stasera mi suicido, sul serio, aiutatemi. A questa email l'amministratore delegato non risponde, riprende a scrivergli 3 ore dopo: Rossi, ho bisogno di un contatto con questi signori sono i magistrati, perché temo che mi abbiano male inquadrato. Però vorrei garanzie di non essere travolto da questa cosa, per questo lo devo fare subito, prima di domani, mi puoi aiutare? A questa email risponde l'amministratore delegato: la cosa è delicata, non so e non voglio sapere cosa succederà domani, lasciami riflettere. Riscrive Rossi: ho lavorato con Piccini, che era ex sindaco, Mussari, comune, fondazione, banca, magari gli chiarisco ai magistrati parecchie cose, l'avrei fatto anche prima, ma nessuno me lo ha chiesto. Risposta immediata dell'amministratore delegato: ho riflettuto, credo che la cosa migliore sia quella che tu alzi il telefono e chiami uno dei pubblici ministeri per chiedere un appuntamento urgente. Risposta di Rossi dopo 3 minuti. Ho deciso che è meglio di no, non avendo niente da temere posso aspettare che mi chiamino. 2 giorni dopo il problema non si pone più. Non c'è dubbio che molte persone potevano avere qualcosa da temere da quello che Rossi avrebbe potuto raccontare ai magistrati. Comunque, per il Tribunale di Siena la storia è archiviata come suicidio. Torniamo dopo la pubblicità. Noi invece ci salutiamo qui. Chi vuole, e magari poi riusciamo a mandare anche l'altra parte del servizio, perché è fatto molto bene questo pezzo di Paolo Mondani, Il Monte dei Paschi dei Misteri, puntata di Report del 23 novembre del 2014, il 23 novembre scorso. Ne abbiamo dato la prima parte, ma è quella dove si aprono gli più inquietanti interrogativi, come si dice in questi casi, ma è davvero così, sulla morte di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Avrete notizie poi, credo, invece oggi sulla presenza di Salvini e di Claudio Borghi Aquilini proprio davanti alla sede del Monte dei Paschi di Siena. Questa vicenda qui, quella di Davide Rossi, si è chiusa così, con un'archiviazione richiesta da parte di un pubblico ministero, sul quale c'era stata una ulteriore precedente richiesta di una indagine, anche quella archiviata, per una serie di, comportamenti non propriamente appropriati sotto il profilo deontologico, quelli di cui abbiamo parlato prima, dove il magistrato, quello che indaga sulla morte di Davide Rossi, e l'ho ricordato qualche organo di stampa solo ed esclusivamente locale, il magistrato che indaga viene indagato dalla procura di Viterbo con l'ipotesi di violazione del segreto istruttorio, perché è intercettato mentre indagava su un giro di appalti truccati nel Lazio a parlare al telefono proprio con un indagato, fornendo peraltro dettagli sull'inchiesta di Siena e spiegando anche le strategie difensive con cui si sarebbero potuti salvare i personaggi illustri coinvolti nell'inchiesta senese proprio sul Monte dei Paschi, dirigenti del PD ma anche vertici del Monte Paschi Siena, Fabrizio Viola e Giuseppe Mussari. Il magistrato al telefono con un indagato in un'altra indagine parla di questa indagine stessa, viene intercettato casualmente dalla procura di Viterbo, che chiede l'incriminazione, l'avviso di garanzia, che cade nel nulla perché si va verso l'archiviazione. Lo stesso magistrato archiviato chiederà l'archiviazione per l'indagine che conduce lui su Davide Rossi. Ci salutiamo qua, buon pomeriggio a tutti. Nel pomeriggio avrete anche le notizie in diretta da Siena, da Matteo Salvini, da Claudio Borghi Aquilini. Non lasciare il tuo 2 per 1000 nelle mani di chi poi lo regalerà ai soliti noti. Da oggi puoi